We get it almost every night. When that moon is big and right, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their fuse to keep it tight. Everybody's down. Buongiorno amici, buon inizio settimana a tutti voi. Spero siate sempre qui attaccati al televisore a seguirmi nel vostro salottino di chiacchiere e caffè. Allora vi presento subito una nostra ospite che ci è venuta a trovare oggi, è venuta a bere il caffè qui con noi, Eleonora Fuser, attrice, direttrice artistica dell'associazione Attore puntini 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 si nasce, punto di domanda, omaggio a una frase, mi diceva Eleonora, di Pirandello. No, di Totò. Di Totò, ecco, no, ovviamente Pirandello Sì, di solito perché, raggio, perché in realtà c'è un altro collegamento con Esatto, Pirandello, adesso importante, mi racconta certo, tutto lei. certo. Allora, Attore Eleonora, Attore si nasce è una frase sì, è un gioco mutuata dal vecchio dal Totò, vecchio Totò. il grande comico, che diceva signori si nasce, Signori io si modestamente nasce, lo bravo. nacqui, no? E quindi c'è questo gioco un po' in buona memoria, attore si nasce, io modestamente lo nacqui. Lo nacqui, Esatto. ecco, il grandissimo Totò, Il tu grande giustamente Totò, hai preso sì. spunto Sì, è un e ti ha fatto portato anche giocoso. fortuna, no? Con Ma questa associazione. certo, che, insomma, certo, ha sì. segnato poi il tuo percorso professionale, la tua vita, quindi tu vivi Sì, di no, questo. l'associazione è una cosa più recente dal mio percorso E professionale, adesso mi però racconti tutto, insomma perché insomma hai calcato le sì, scene. io sono 32 anni che 32 faccio questo anni. lavoro, per cui l'associazione nasce nel territorio di Mogliano proprio in relazione a questo festival che abbiamo inventato. Allora intanto introduco il perché Certo, della tua presenza qui, certo. dopo mi racconti tutto perché come sempre facciamo le cose a braccio, non Brava. preparate, quindi è proprio una cioccolata Bene. spontanea in Certo, amicizia. certo. Allora tu sei qui, Eleonora, perché nel contesto degli eventi culturali di Mogliano Veneto in provincia di Treviso, al classico abbassamento di voce, si terrà una rassegna teatrale molto bella dal titolo Per filo e per segno, nella splendida cornice della Filanda Motta, appunto in zona Campocroce di Mogliano Veneto. Esatto. Allora un contesto davvero suggestivo, bellissimo. Sì. Quindi adesso ci racconterai tutto. Ricordiamo che parte la rassegna teatrale il 24 luglio, quindi Sì. da oggi è proprio un mese. Sì, Oggi è il 24 sì. giugno, no, No, 2 mesi. 2 Allora, mesi, perdo siamo in colpi. anticipissimo. Siamo in anticipissimo, Una cosa però è enorme. sempre meglio appunto Meglio anticipare, anticipare. perché è una cosa a cui Meglio prevenire. tu tieni moltissimo. A che edizione Sì, siete certo. arrivati? Beh, questa è la numero 11. Ecco, quindi insomma è un evento Sì. a cui anche Storico un storico si sono anche affezionati Molto, sì, ha il suo molte persone pubblico, appassionate di ormai da tanti teatro. anni, certo. Ecco, vedo qui il 24 luglio si alzerà il sipario sulla rassegna teatrale Per filo e per segno. Direttore artistico Eleonora Fusera, appunto sei tu. Quest'anno hai dedicato la rassegna al titolo Maschera e metamorfismi. Sì, Un titolo allora, anche impegnativo, adesso ci faccio una racconterai. piccola premessa rispetto a un fatto proprio di situazione, un po'. La Filanda normalmente erano 3 giorni, in questi 3 giorni il pubblico poteva vedere 9 eventi, perché la formula era la festa, cioè il pubblico entrava alle 7, beveva un aperitivo, assisteva a tutta una serie di spettacoli in plein air, cioè senza problemi di luce, in piena luce, bevendo l'aperitivo in maniera informale, poi mangiava qualcosa e poi aveva lo spettacolo di prima serata, poi c'era un caffè e c'era un altro spettacolo. Quest'anno purtroppo siamo proprio nella crisi più grande che ha colpito avuto, anche la sì, cultura, che ha colpito la purtroppo, a livello di cultura, amministrazione e questo è pubblica. l'anno, diciamo, in cui la Filanda si mostra pochissimo, perché noi facciamo un solo giorno, il 24 luglio, per la prima volta in 11 Quindi anni. prima era una piccola maratona Prima teatrale, erano diciamo, 3 giorni, in cui giorni. invece questa volta, per proprio una situazioni economiche, di tagli, eccetera, eccetera, siamo un po' agli sgoccioli. Però non si è Però rinunciato no, in ogni perché caso a valorizzare sì, questo evento. perché siccome ha sempre avuto un bel consenso e un livello alto di qualità e un impatto popolare, perché la Filanda fa degli eventi per un pubblico mistissimo, cioè la famiglia, l'addetto ai lavori, i bambini, cioè accoglie
la festa proprio, il concetto di festa proprio festa di taglio dal bello, punto di vista popolare. antropologico, in cui la gente è al tramonto, va a bersi una cosa, poi sta lì, vede degli artisti, si relaziona con loro, quindi non un rapporto asettico, io faccio lo spettacolo e poi me ne vado, ma l'artista mangia con la gente, cioè questa dimensione si Bella, voleva di creare, interazione, no? Di interazione complicità. tra chi fruisce il lavoro artistico. E negli anni abbiamo avuto personalità importanti appunto all'interno di questo spazio di richiamo nazionale, quindi cercando sempre di mantenere questo aspetto ludico popolare, cioè quindi la nostra grande tradizione che è legata alla commedia dell'arte, ai linguaggi proprio di nascita del teatro contemporaneo, cioè il teatro di professione nasce con i comici nel 500-600, per cui questa Bene, tu mia... dacci qualche chicca storica, Sì, perché sei sì, un'esperta. le compagnie di commedia dell'arte che si formano tra il padovano e il veneziano tra fine 500 e inizi 600 fanno i primi contratti di lavoro, cominciano a girare l'Europa e diventano professionisti di Quindi fatto. qui alla Filanda si respira davvero un po' di Questo era un storia po' del voler teatro. ritrovare le radici storiche della nostra cultura teatrale, del grande teatro del Novecento. Poi difatti io quest'anno, avendo avuto diciamo l'opportunità nella mia vita di incontrare un grande attore come Giulio Bosetti, che è mancato appunto a Ecco, Natale, un'occasione per ricordare anche questa io grande figura. voglio dedicare a lui di questa uomo. giornata e i Certo. miei 14 anni di lavoro con lui dove ho imparato il mestiere dell'attore, quindi non potevo non dedicare a lui questa cosa, anche perché 2 anni fa Giulio mi fece un grande regalo, venne alla Filanda, facemmo per lui un convegno sul teatro del Novecento e lui alla sera fece un monologo bellissimo su Pirandello, che era il suo autore preferito. Ecco, per quello avevo in mente Pirandello, vedi, Esatto. all'inizio, perché mi avevi E citato quindi, appunto Bosetti sì, e il sì, suo sì. amore per Teniamo duro Pirandello. ancora per questa grande passione, che lui per primo è stato uno che me l'ha indotta, la passione. Lui era un uomo che a 80 anni non pensava andare in vacanza quel pochino per riposarsi, poi si Viveva annoiava, della sua arte, della sua voleva passione. produrre fino Ecco, all'ultimo. ricordiamo che Bosetti è mancato a 79 anni, vedo qui ho trovato un articolo del Corriere della Sera, Certo. dopo una lunga malattia, una vita dedicata Sì. al teatro, era tra l'altro direttore del Carcano di Milano. Carcano, Teatro Carcano di Milano, dove io negli ultimi 7 anni ho lavorato. Ah, quindi insomma è davvero spaziato. Lui è stato per 6-7 anni direttore artistico, no 5-6 anni, direttore artistico dello Stabile del Veneto, dove io lo conobbi. E con Ecco, lui quindi aveva comunque un bel sì, contatto noi abbiamo col lavorato, territorio veneto. le prime produzioni le ho fatte con lui al Teatro Stabile del Veneto. Poi lui andò a Milano, finì l'incarico, andò a Milano e prese il Teatro Carcano, che è un teatro storico in centro, in Corso di Porta Romana, in centro a Milano, e dove lui era direttore artistico, quindi, e comprò questo teatro che stava diventando il solito parcheggio piuttosto che un teatro dell'Ottocento, quindi fece anche un grande gesto filantropico per la città di Milano. Certo, passione vera. E dopo un po' di anni, quindi 7 anni fa da adesso, quindi era il 2003, mi chiese di ritornare a lavorare con lui e io feci il Così se vi pare di Pirandello, poi facemmo questo Todero meraviglioso dove mi diede l'opportunità di fare un ruolo importante, ho fatto la protagonista con lui in questa produzione. Quindi c'è anche grande gratitudine, Sì, no, da sì, parte sì. tua. Gli devo la carriera io in qualche modo Ecco, a quindi Giulia, un bello perché mi ha omaggio sempre a Bosetti. perché Giulia era una persona molto corretta, lui stimava una persona artisticamente, per quello E la valorizzava. La valorizzava, Ecco, sì. Eleonora, hai portato anche un contributo video Sì, per omaggiare sì, appunto per omaggiare il ricordo Giulio, sì, di sì, un Bosetti, quindi pezzettino. chiedo alla regia di mandarlo in onda. È un pezzo tratto sempre da Pirandello, vero? Sì, La sì. Lucertola, La mi hai detto, la Lucertola, quello che Lucertola. lui fece in Finlandia 2 anni fa. Ecco, allora esattamente. vediamoci queste belle immagini per ricordare il grande Giulio Bosetti, poi torniamo con te a parlare di Perfilo e per segno. Certamente. Vai con le immagini. Poggio, in campagna. Vedo tutto. Non volevo pensare, volevo essere dietro. Sai i ciottoli che gli asinelli alle volte si prendono tra gli zoccoli e fanno ruzzolare per un tratto e poi dove si fermano, stanno? Viene un colpo a uno con la punta della scarpa. Godi, vola! L'erba che spunta sulle prode o a piede le muricce, certi lunghi fili d'avena impennacchiati che fa piacere brucare. Tutti i pennacchietti ti restano a mazzo nelle dita, si gettano addosso a qualcuno e quanti se ne attaccano
Tanti mariti, se una donna, prenderà, e tante mogli se è un uomo. Io feci la prova su Fox. 7 mogli. Ma Fox, vecchio stupido, chiuse gli occhi e rimase, senza capire lo scherzo, con quelle 7 mogli addosso. Per dirti com'ero. Ma a un certo punto non ebbi più voglia di andare avanti. Mi sentii stanco e seccato. Mi tirai a sedere sulla muriccia manca della strada e di lì mi mise a guardare nel cielo la luna che cominciava appena ad avvivarsi d'un pallido oro nel verde del crepuscolo. La vedevo e non la vedevo, come le cose che mi vagavano nella mente, e una cangiava nell'altra e tutte mi allontanavano sempre più dal mio corpo, lì seduto, inerte, che non me lo sentivo più. La mia stessa mano, se l'avessi veduta posata sul ginocchio, mi sarebbe sembrata quella di un estraneo. Non ero più nel mio corpo, ma nelle cose che vedevo e non vedevo. Il cielo morente, la luna che s'accendeva, e là quelle masse scure d'alberi che si stagliavano nell'aria fatta vana, e la terra nera, molle, zappata da poco, da cui esalava ancora quel senso d'umido corrotto nell'afa delle ultime giornate d'ottobre, ancora di sole caldo. Ho tutto vivo qua, preciso. Vedo tutto come se ci fossi ancora. A un tratto, tutto assorto com'ero, chissà che cosa mi passò per le carni, istintivamente alzai la mano a un orecchio. Sento stridere una risatina di sotto la muriccia. Un ragazzo della campagna si era nascosto là sotto, dalla parte della campagna. Aveva strappato e brucato anche lui un lungo filo di avena, gli aveva fatto un cappio in cima e zitto zitto, con esso alzando il braccio, aveva tentato di accappiarmi l'orecchio. Appena mi voltai, risentito, subito col dito m'accennò di tacere e tese il filo d'avena lungo la muriccia dove, tra una pietra e l'altra, spuntava il musetto di una lucertola, a cui con quel cappio egli dava la caccia. Mi voltai a guardare, ansioso. La bestiola, senza accorgersene, aveva da sé infilato il capo nel cappio lì appostato. Ma ancora era poco, bisognava aspettare che lo sporgesse un po' di più, e poteva darsi che invece non ritraesse se la mano che reggeva il filo d'avena tremolava e la faceva avvertire l'insidia. Forse era sul punto da assaettarsi per evadere da quel rifugio divenuto da prigione, a tempo l'astratta, questione di un attimo. Eccola! E la lucertola guizzò come un pesciolino in cima a quel filo d'avena. Saltai giù irresistibilmente dalla muriccia, ma quello, forse temendo che volessi impattolirmi della bestiola, roteò più volte in aria il braccio e poi la sbatté con ferocia sul lastrone che si trovava lì tra gli sterpi. No! Gridai. Troppo tardi. La lucertola giaceva immobile su quel lastrone col bianco della pancia al lume della luna. Ne provai un'ira grandissima. Avevo voluto anch'io che quella povera bestiola fosse presa, preso anch'io per un momento da quell'istinto della caccia che è in tutti in agguato, ma ucciderla così, senza prima vederla da vicino, negli occhietti vivi, acuti fino allo spasimo, nel palpito dei fianchi, nel fremito di tutto il verde corpicciolo, no! Era stato stupido e vile. E avventai con tutta la forza un pugno in petto a quel ragazzo, mandandolo a ruzzolare a terra, tanto più lontano quanto più lui, così tutto squilibrato indietro, tentò di riprendersi per non cadere. Caduto, si rizzò inferocito, ghermì un toffo di terra e me lo scagliò in faccia. Ne restai accecato con quel senso d'umido in bocca che più mi seppe di sfregio e mi imbestialì. Presi anch'io di quella terra e la scagliai. Il duello si fece subito accanito, ma lui era più svelto, più bravo e mi veniva sempre più addosso, avanzando con quei toffi che se non ferivano percutevano sordi e duri e sgretolandosi, erano come una grandinata dappertutto, in petto, sulla faccia, i capelli, tra gli orecchi e fin dentro le scarpe. Soffocato, non sapendo più come liberarmi, difendermi, furibondo mi voltai, spiccai un salto e col braccio alzato strappai una pietra dalla muriccia. Qualcuno di là si ritrasse. Sarà stato Fox.
tagliate la pietra. Bellissime immagini, sono sì. felice di poter ricordare all'interno di questo programma il grande Giulio Bosetti. Ti ringrazio. Ho anche colto un po' di commozione nel tuo Sì, sguardo, vero Eleonora? sì, mi è L'omaggio di dispiaciuto un'allieva ancora mi è molto dispiaciuto affezionata. molto, sì, sì, ci è dispiaciuto molto. Abbiamo fatto tutta la tournée dei 6 personaggi in cerca d'autore fino a maggio praticamente, con una sostituzione di Giulio, ed è stata veramente faticosa perché lui, bene o male, era un punto di riferimento, un regolatore proprio, sai quando hai uno Certo, che era regola comunque sempre gli equilibri. carismatico, aveva il carisma del Sì, maestro, no? aveva il grande Ecco, carisma, ricordo sì. che Bosetti è nato a Bergamo nel 1930, iniziò nel 50 la sua carriera prevalentemente teatrale, infatti è Sì, ricordato sì, sì. come grande attore teatrale, dopo essersi formato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e aver debuttato nella compagnia del giovane Gassman, Vittorio Sì, sì, Gassman, aveva lavorato con Vittorio Gassman, grande sì, interprete sì, di sì. Pirandello, tra i Certo, suoi attori certo. preferiti, ma anche Goldoni, Sì, Molière, sì, sì, sì. Alfieri, Fabbri, Svevo, I insomma, classici, lui i aveva classici, aveva un'impronta classica sì, ed lui aveva infatti un amore per il classico emerge e il suo poi approccio riusciva a classico. darlo com'era, era incredibile. I giovani adoravano i suoi Pirandello, lui aveva la fila dei ragazzi che andavano a dirgli: guardi, finalmente maestro ho capito che cosa voleva dire Pirandello con questo spettacolo. Bene, Era grande bravissimo. soddisfazione comunque Sì, nella sì, sua carriera. sì, Allora, enorme. 24 luglio Sì, torniamo a 2010, noi. giornata appunto alla Filanda Motta Certo. dedicata appunto alla memoria del grande Giulio Bosetti. E allora torniamo a questa bella rassegna teatrale Per filo e per segno. Intanto Certo. perché questo titolo, Allora, Per filo e per segno Eleonora? nasce, come ti dicevo, più di 10 anni fa e il luogo fu l'ispirazione del titolo, perché il luogo è una filanda dove le donne lavoravano la seta a fine Ottocento. Ecco, vedo qui mirabile esempio di archeologia industriale tardo Esatto, ottocentesca, esatto. E quindi questi proprietari, diciamo, che hanno questa società che ha preso questo stabile, ha cercato di mantenere abbastanza intatta la struttura originaria. Difatti adesso all'interno della Finlandia ci sono studi, però nei luoghi che sono stati rispettati. È una era cosa un'industria bacologica, bacologica, certo. bellissimo, davvero Tutto esempio. facevano, portavano i bachi e dai bachi estraevano la seta, era una filanda a vapore, quindi veniva fatto tutto con l'acqua. Noi il primo anno che abbiamo fatto la filanda abbiamo fatto un lavoro sulla memoria, facendo interviste alle vecchie filandere, E ce ne mettendo sono in scena, ce ancora n'è, vive mamma mia, alcune, e no? anche a Mogliano, A Mogliano, di quindi queste anzianissime, vecchine, no, bellissime, che che si filavano. ricordavano questo discorso delle mani, questi venivano a piedi Come gli dalla antichi mestieri, pedemontana no? con gli zoccoli, ed è bellissimo Bellissimo. perché mi ricordo, abbiamo fatto una piccola parabola sulla storia delle filandere con Sandra Mangini, che ha seguito un po' il lavoro di ricerca, e poi una messa in scena a livello laboratorio all'interno della filanda, anche col proprietario, col padre del proprietario, che si ricordò la storia, e fu molto bella questa esperienza. Fu i primi anni, abbiamo proprio lavorato sullo spazio, dando memoria Sullo allo spazio, la spazio. memoria La storica memoria appunto di storica, fu questo molto bellissimo bello. Abbiamo stabilimento. rievocato canzoni che cantavano loro, fu molto Abbiamo bello. anche delle immagini della filanda, adesso la regia Sì, le sta sì, estrapolando, quindi certo. o È un adesso luogo nella seconda bellissimo. parte dove avremo È un luogo bellissimo, sì. l'assessore alla cultura del comune di Mogliano Veneto, lo aspettiamo tra pochissimo e quindi Certo. ecco qua, meravigliosa. Eccola qua. Le immagini parlano da Sì, sole, è insomma, un bellissima, è un luogo contesto meraviglioso. Questa è la parte splendido. davanti, l'ingresso, e poi c'è una parte dietro dove c'è la ciminiera, che è altrettanto bello e grande, dove di solito montiamo il palco. Ecco, vedo Questo è qui lo spazio dove l'interno, di estremamente solito luminoso, è davvero bellissimo. Qui suggestivo. lavoravano le donne proprio, difatti per terra nel cotto ci sono ancora i solchi degli zoccoli delle donne che andavano su e giù a tirare i fili. Che È meraviglia. meraviglioso lo spazio, e lui l'ha mantenuto Così integro. intatto, vedo qui nel 1989, 30 anni dopo la chiusura dello stabilimento bacologico, la nuova proprietà iniziò un coraggioso programma di restauro dei grandi edifici dell'ex Filanda Motta. Ecco Esattamente, qui immagini esattamente. anche splendide di attori, appunto entriamo nel Sì, vivo, che sì, sì, purtroppo il sì. tempo corre, abbiamo 5 minutini, Ecco, vediamo immagini qui delle è vecchie qui edizioni. sono io che leggo dei testi, questo è un finale di stage, era sulla poesia, era sull'acqua questo lavoro.
sono le immagini dello Bellissimo, spettacolo come dicevi dell'acqua. tu, c'è questa Sì, sinergia tra attori esatto, e difatti il vedi, pubblico, no? questa è la parte in Enorme. piena luce, quando appunto si facevano, quando una volta a Mogliano, oltre alla Filanda, a Torre Sinaci faceva un lungo periodo di laboratorio di formazione, anche questo purtroppo è venuto a mancare per un fatto proprio di situazione economica. Di bilanci. Quindi la prima fase era con le realtà giovani, che Certo. seguivano un percorso didattico e che portavano questa iniziativa lì. Certo, poi l'energia, no, dei Ma giovani, era l'entusiasmo, bellissimo, però sì. insomma è tutto No, no, ancora comunque da speriamo, poter guarda, vivere, già da poter questo fare. fatto di essere riusciti a fare un giorno è già incommiabile rispetto alle condizioni in cui stiamo, perché è un problema nazionale, non è solo un problema di Mogliano. Ecco, allora in Mogliano è questo stato anche giorno bravo a fare questa cosa. assolutamente, quindi Bravissimo. adesso ci racconterà dalla sua viva voce anche l'entusiasmo, insomma, Sì, che certo. sta mettendo per mantenere vivo, come avete detto prima, questo Come no. lumicino che però continua a irradiare la sua luce. Speriamo, perché sai. Insomma. Ecco, quindi il 24 di luglio c'è questa bellissima rassegna Maschera e Metamorfismi, è il titolo che tu hai dedicato, no? Quest'anno diciamo la Maschera è la commedia dell'arte e il teatro popolare, come ti dicevo prima, la nostra tradizione, grande tradizione che sta all'origine del teatro contemporaneo, è sempre stata un po' la mia grande passione. Difatti io inizio con un lavoro proprio di teatro di ricerca, l'uso della maschera, avevamo una cooperativa negli anni 80. Quindi la rassegna si apre proprio con questa sorta di approccio. Mantiene anche. un po' quell'arrivo che era stato l'anno scorso, cioè un confronto tra il nord e il sud del mondo sulla grande tradizione della maschera e della commedia dell'arte. L'anno scorso era proprio Arlecchino Pulcinella il confronto, difatti venne Enrico Bonavera, che è l'Arlecchino che ha sostituito Ferruccio Soleri al Piccolo di Milano, quindi un Arlecchino prestigiosissimo, e venne questo Marco Manchisi, che è il Pulcinella di Leo De Berardinis, che è un'altra cottè teatrale legata al teatro di ricerca, che l'anno scorso portò Pulcinella in un'idea. Quest'anno lui viene ancora e fa questa cosa su la maschera di Totò, però lavora senza maschera da commedia, mentre, parlo della prima serata, quindi alle 21, io farò il mio storico spettacolo Il racconto dei racconti, dove è un lavoro di maschere tra Oriente e Occidente, con maschere sia di tradizione, quindi farò la vecchia regina, che è una maschera veneziana, e userò anche maschere di ispirazione orientale, che è un po' la mia formazione. Molto suggestivo, Sì. un percorso quasi storiografico e rievocativo, esatto. davvero. In prima giornata alle 6 manteniamo sempre questa cosa della convegnistica, facciamo questo piccolo convegno dove ci saranno un po' di attori, registi del territorio, operatori culturali, citiamone alcuni, docenti. perché vedo nomi importanti come quello di Roberto Citran, Bobo Citran dovrebbe venire. Successo anche sugli schermi televisivi. Esatto, difatti Bobo, io chiamo Bobo perché conosco Bobo da 30 anni. Allora puoi chiamarlo tranquillamente Bobo. Avendo passato anche lui tutto un periodo di attività territoriale sia di lavoro, lui venne in Finlandia con un ruzzante tra l'altro nell'arco di questi 10 anni. È uno che adora lavorare sulla tradizione veneta, infatti ha mantenuto anche un po' l'accento, sì, a lui piace questa cosa, gli piace, però non questa è casuale. maschera televisiva mi piaceva l'idea che Bobo raccontasse un po' questo passaggio, no? Cosa vuol dire lavorare in televisione, anche perché effettivamente cinema e televisione stanno diventando veramente sempre più invasivi in senso buono e in senso cattivo rispetto al mestiere dell'attore. Il mestiere dell'attore è una cosa un pochettino più artigianale, arcaica. Anche l'introspezione. È complesso fare l'attore di prosa, no? È un po' faticoso, è un lavoro, cioè un lavoro come qualsiasi dovrei lavoro. dedicare un'altra puntata Esatto. al tuo percorso, magari Lasciamo Eleonora verrai per cui un altro Bobo è giorno. un po' diciamo quell'attore che ha fatto questo passaggio. Però no? tu davvero rivendichi l'importanza del percorso Sì, ma teatrale, è no? Tu sei fondamentale. attrice teatrale, Tutti gli ecco, attori di cinema e di teatro sottolineiamo la difficoltà. fanno teatro per rifarsi la verginità, dicono, no? Il teatro Certo. deve essere una componente dell'attore, altrimenti non è un attore, secondo me. Poi vabbè, c'è Giuseppe Emiliani, che è un regista che ha lavorato anche con Giulio tante volte, poi Paolo Valerio, che è direttore Teatro Stabile di Verona, Pier Mario Vescovo, che è un docente di Ca' Foscari, Pierluca Donin del circuito regionale Veneto, e poi vabbè l'assessore
alla cultura della provincia e l'assessore, ovviamente le personalità Ecco, adesso politiche. abbiamo appunto un Poi, assessore appunto, sì, che parlerà anche in merito pronto a sta a raccontare cosa. anche lui, insomma, Ecco. la sua La parte esperienza. iniziale della filanda, dopo il convegno alle 7, saranno due palchetti di commedia dove due gruppi in contemporanea, uno è il Pantakin di Venezia e un altro è questa Alina Animation che fa maschere in musica. Durante l'aperitivo in 2 punti della filanda si svolgeranno questi momenti di animazione prima della Bene, cena. benissimo. Poi la gente mangia qualcosa e dopo, in prima serata, prima il racconto dei racconti appunto che io ridedico alla filanda dopo 10 anni, e la maschera di Totò di Marco Manchisi, prima il mio e poi il suo. Io invito tutti a non perdersi perché è aperto, vero, al pubblico. No, si Ecco, paga, ecco, si allora diamo paga, queste si paga, informazioni. poco ma si paga. Poco ma si paga, Cioè, giustamente. tutta Una la performance serata così come minimo. costa 15 euro, con la cena inclusa, Va bene, allora l'aperitivo e il adesso caffè. anche l'assessore proprio. ci darà ulteriori informazioni E su poi, tutto, vabbè. perché siamo arrivati purtroppo ai 2 minuti Va bene. di pubblicità, come hai visto il tempo è Ecco, volato, però sì. insomma potremo eventualmente Esaustivo. parlarne anche, intanto era una prima presentazione ben in Benissimo. anticipo sul Che- giorno, sulla data, Sì. vero, del 24 Forse luglio. bisognerà rivederci. Sarà Con il i caso, programmi magari scritti, mi magari sulle racconti anche un locandine. po' del tuo percorso professionale Volentieri, di volentieri. attrice davvero appassionatissima. Volentieri. Allora amici, io ringrazio Eleonora Fusera di averci introdotto la storia di questa bella rassegna teatrale per filo e per segno, ma continueremo a parlarne nel secondo tempo, chiamiamolo così, perché ci raggiunge ora a bere il caffè qui l'assessore alla cultura del comune di Mogliano Veneto, eccolo qui, Giorgio Copparoni, che è proprio qua vicino, adesso lo aspetto. Allora mi raccomando, continuate a stare con noi, 2 minutini di pubblicità e poi torniamo a parlare degli eventi culturali a Mogliano Veneto e della rassegna per filo e per segno. A tra poco. Amici, bentornati in diretta a Chiacchiere e Caffè. Stiamo sempre parlando della bella rassegna teatrale Per filo e per segno che ci ha introdotto la direttrice artistica di Attori Si nasce, punto di domanda, Eleonora Fuser, nella prima parte del programma, che spero non vi siate persi. Ma appunto continuiamo a dedicare la puntata a questo bell'evento culturale, perché abbiamo qui l'assessore alla cultura del comune di Mogliano Veneto, che ospita appunto l'evento nella splendida location della Filanda Motta, meraviglioso esempio di archeologia industriale, eccetera, eccetera. Adesso ne parliamo di nuovo con l'assessore, ve lo presento, assessore Giorgio Copparoni, benvenuto. Buongiorno ai telespettatori. Buongiorno, grazie di essere qui Grazie e a te. di accompagnarci un po' nel percorso culturale di questa bella cornice che è Mogliano Veneto, paese del Trevigiano, che fa anche piacere conoscere un po' meglio all'interno di Chiacchiere e Caffè, perché insomma il Veneto, ma tutta l'Italia, hanno dei gioielli d'arte, eventi, cose meravigliose che insomma è sempre bene valorizzare, vero Sì, assessore? Mogliano, la perla del Terraglio, una cittadina importante della Bassa Trevigiana e che ha una vita culturale, diciamo, non intensa, ma che stiamo cercando di promuovere, per promuovere proprio anche il nostro territorio. Ecco, purtroppo mi diceva prima assessore che dovete fare i conti in tutti i sensi con tagli di bilancio, spesso è la cultura quella più penalizzata, no? A livello di amministrazione pubblica, la cultura, il turismo, proprio i ruoli che lei ricopre come assessore, mi stava dicendo prima, un po' sfogandosi, che sono quelli che risentono di più Sì, di questa problematica. veniamo da un periodo di commissariamento del comune nel quale già i bilanci avevano subito una stretta importante e ancora adesso che abbiamo appena rinnovato il bilancio ci siamo trovati a dover fare i conti con una crisi economica molto importante e la cultura, diciamo, è considerata una spesa discrezionale. E questo la penalizza all'interno di un bilancio dove naturalmente le strade, la scuola, il sociale hanno giustamente la loro importanza. Ma tante volte il fatto che non ci sia una parte del bilancio che è sempre destinata alla promozione della cultura, del territorio, delle associazioni, di quanto di bello si fa nel nostro territorio, crea dei problemi. Perché ogni volta gli assessori si trovano a dover fare delle grandi battaglie per racimolare poche lire. Purtroppo i soldi sono assolutamente necessari per realizzare poi le cose, le belle cose che si possono fare. Il In un territorio così sì, bello. il progetto
di cui avete parlato prima, Nora Fuser, la Filanda, è una cosa veramente importante per la città e direi per tutta la provincia, tant'è vero che è uno degli eventi punta di Rete Eventi, che è il contenitore che raccoglie tutti gli eventi culturali della provincia di Treviso. E era un'occasione da non perdere, per la quale l'assessorato che io ho si è battuto Per cercare, mantenere sì, almeno questo giorno. almeno una giornata. Certo, da 3-1 la penalizzazione purtroppo c'è, però la rassegna almeno non salta, diciamo, nel suo programma. Sì, dare una speranza di poter poi nei prossimi anni tornare alle 2, alle 3 giornate. È un luogo incantevole, la Filanda. Abbiamo visto delle immagini splendide, ecco, magari chiedo alla regia di riproporle, perché stiamo comunque sempre parlando di un contesto, ecco, bellissimo di Mogliano. Vediamo qui appunto l'immagine. Mogliano, ho guardato un po' in internet, no, prima di avere lei come ospite, anche delle ville venete stupende, chiese, abbazie, insomma la Filanda rientra tra queste opere d'arte, insomma più recente, dicevamo archeologia industriale, ma è un contenitore culturale di primo livello, davvero. Vediamo queste immagini. Sì, poi Nora ha saputo valorizzarlo molto, perché la rassegna si snoda nella giornata in vari luoghi della Filanda, cogliendone, diciamo, l'aspetto anche conviviale. C'è un momento in cui si fa l'aperitivo, in cui si fa il caffè, in cui si mangia, per cui si vive questo contatto con il teatro in maniera assolutamente normale. Certo, sì, come tra amici, comunque fruitori, no, di un momento così bello a livello culturale ma anche ludico, no? Ci Sì. si diverte nel momento in cui si fa cultura. Questo mi dà modo, questo aspetto della convivialità mi dà modo di parlare anche di un altro importante evento che si svolgerà a fine mese, a fine maggio, che è la premiazione del Wine Photo, che è un festival, un premio fotografico internazionale realizzato da un'associazione moglianese che premia i maggiori fotografi internazionali che si cimentano su temi non direttamente legati al vino, ma almeno marginali al vino. Quest'anno il tema è la convivialità domestica. Poi in realtà ogni artista la sviluppa con la propria autonomia, naturalmente. Abbiamo aperto tra l'altro quest'anno una sezione dedicata ai giovani, il premio si chiama Intramenia ed è un premio per i giovani della provincia di Treviso fino ai 25 anni, che voleva proprio fare entrare i giovani dentro le proprie case e fotografare momenti di vita quotidiana. Intramoenia, insomma dal latino, giusto? Sì. Proprio all'interno delle mura domestiche. Tra le mura. Abbiamo avuto quest'anno non tantissimi lavori, una trentina di lavori, è stato proprio l'anno zero. L'obiettivo è quello di spingerlo ancora di più nei prossimi anni, perché diventi un po' un osservatorio anche sui giovani e sul loro modo di vedere la casa, la famiglia, la società, la città. Certo, dicevamo, questa bellezza della convivialità anche domestica, no? Familiare. Ma poi Mogliano è terra di vini, no, Assessore? Sì, Cioè, in realtà Mogliano, sì, abbiamo la nostra cantina sociale, naturalmente. Mogliano in realtà era la terra delle pesche. Ah, questa era una chicca che non sapevo. Sì, terra diciamo, di pesche. sì, che tra le due guerre e anche poco dopo è stato un luogo proprio dedicato alla cultura delle pesche. Andavano in Germania, partivano i treni carichi di pesche, tant'è vero che proprio vicino alla stazione c'è un luogo che era la cooperativa, anche quello un luogo di archeologia industriale. Poi si è persa questa... Ah, quindi non c'è più sì, adesso non c'è più, questa praticamente... produzione di pesche massiccia, peccato. No, erano molto ricercate, poi dopo la guerra diciamo che è andato un po' perdendosi. Abbiamo solo qualche albero ancora in giro, qualche campo di qualche appassionato. Archeologia, anche lì, se mi è concesso il termine dialettale, le pesche di Mogliano erano le pesche col peo. Perché non erano le nettarine, sì, avevano la pellicina. E poi sono cambiate un po' le mode, poi è cambiato anche la vocazione del territorio. E per cui, diciamo, ma questa allora è andata perdendosi. cosa contraddistingue, Assessore, un po' Mogliano-Veneto? Beh, noi a livello, magari su più fronti, dal turismo alla produzione artigianale? Abbiamo una buona presenza di turisti, il fatto di essere
a metà tra Treviso e Venezia, di essere comunque vicinissimi a Padova. Il turismo è un settore molto importante, abbiamo circa 300.000 presenze all'anno. Quindi sono numeri importanti. Questo ci permette di fregiarci del termine città d'arte, anche se diciamo non siamo città d'arte come le nostre vicine, delle quali però godiamo Di riflesso sì, anche voi, perché sì. giustamente i rapporti di buon vicinato servono anche a quello. No? In effetti stiamo cercando di darci una connotazione un po' più importante. E bisogna quindi davvero lavorare molto sull'organizzazione anche di eventi culturali, vero? Assolutamente. Per questo si sarà un po' arrabbiato, Assessore, nel Sì. combattere queste battaglie un po' da sfinimento. Ho dovuto minacciare anche un po' le dimissioni, ma vere, perché c'era veramente il rammarico da parte mia di non poter essere sentiva le utile, mani legate, sì, davvero. essere utile alla città. La Filanda è un'occasione proprio per aprirci all'esterno. Abbiamo bisogno di eventi per crescere come comunità, per cui magari non dico minori, ma di diverso livello, e abbiamo bisogno di eventi così importanti per aprirci all'esterno. Ecco, ricordiamo appunto questa bellissima rassegna teatrale Per filo e per segno il 24 luglio, sarà occasione magari anche per molti turisti, no, della zona di fruire di un evento culturale così bello, così anche originale. Senz'altro, e noi stiamo predisponendo un sito turistico di Mogliano che fino a questo momento non c'era, proprio per darci questa connotazione. E abbiamo avuto anche questa settimana degli eventi importanti. Abbiamo avuto Daryl Jones, un bassista di fama internazionale, dal 94 è il bassista nei tour dei Rolling Stones. Quindi non un nome a caso, Sì, insomma. averlo a Mogliano fa Averlo a piacere, Mogliano, abbiamo riempito la nostra bella piazzetta del teatro, ha dato la possibilità a un gruppo moglianese che si è esibito con lui di passare al livello, diciamo, di internazionale. International, Sì, da Mogliano con furore. È stata una giornata veramente interessante e abbiamo avuto il premio Berto. Premio letterario G. Berto. G sta per? Per Giuseppe. Giuseppe Berto. Beppi per noi. Beppi, ricordiamo un po' questa figura allora, Assessore. Sì, Giuseppe Berto è, diciamo, lo scrittore moglianese, è nato a Mogliano nel 1914, scrittore importantissimo, però, diciamo, indipendente. Ha avuto, diciamo, una carriera molto particolare, è sempre stato un po' bersagliato dalla critica, è stato amato o odiato. Scusi Assessore, perché faccio tutto un po' a braccio ogni tanto, no? Quando così... Il male oscuro. È quello, il no? Male oscuro. Mi stava venendo in mente il male poi oscuro, Anonimo lui. Veneziano con la realizzazione Ah, ok. anche, poi e molte sceneggiature per... No, siccome ho queste opere di Berto che campeggiano nella mia biblioteca, Sì. però non avevo ricollegato il nome di battesimo, ho detto magari è Il cielo omonimia. il cielo Invece è è rosso, proprio lui, sì. è l'autore del Male Oscuro, di Anonimo Veneziano, la ricordiamo, insomma, perché sono opere importantissime della letteratura Sì. comunque contemporanea. Giuseppe Berto è nato a Mogliano, poi ha vissuto però grossa parte della sua vita in un paese della Calabria, Ricadi, ed in effetti il premio letterario è organizzato dai due comuni, da un comune della Calabria, Ricadi appunto, Capo Vaticano, Tropea, zona bellissima, e Mogliano Veneto, un anno a Ricadi e un anno a Mogliano. Quindi una sorta di gemellaggio Sì, culturale. quest'anno tra i due tocca a Ricadi comuni. l'organizzazione, diciamo, come struttura, nel senso che verrà realizzato lì, però la segreteria viene sempre tenuta dal Comune di Mogliano e il Comune di Mogliano per cui organizza, diciamo, anche le occasioni che lo Veicolano sì, poi, esatto. che lo promuovono. Giuria e quant'altro. E si tiene comunque quest'anno Quest'anno a Ricadi. ma voi avete sempre il ruolo di supervisori Sì, come sì, noi comune. parteciperemo come comune. Tra l'altro devo dire che sempre all'insegna un po' anche dei giovani, il premio quest'anno si arricchisce di due borse di studio che abbiamo con le enormi difficoltà di bilancio, e questo ci tengo a dire. Sì, Abbiamo fatto due premi da 3.000 euro, uno per un laureando di Cosenza dell'Università della Calabria e un laureando dell'Università di Padova, per cui 3.000 euro di premio per In questo periodo di sì, vacche magre, come per si una dice. tesi di laurea in italianistica. Non è male. È uno sforzo importante, ma è un messaggio anche importante.
Che non vi arrendete, Non ci comunque arrendiamo. alla faccia e dispetto della crisi cercate di combattere, insomma, Sì, su questo fronte. non ci arrendiamo e dedichiamo all'università e ai giovani un premio. Ricordo che il premio letterario Berto è dedicato all'opera prima, Ecco, un romanzo può essere un romanzo, narrativa, narrativa comunque. narrativa e opera prima, per cui quasi sempre verso i giovani. Capita che ci siano esordienti anche a 80 anni, Certo. ovviamente, ma Non si pone limite. il premio, 120 libri dalle maggiori case editrici, circa 70 hanno partecipato, insomma è un premio importante. Quindi come funziona per un giovane in particolare, dicevamo senza poi porre limiti di età, però in particolare per un giovane è una bella vetrina, un'occasione per farsi conoscere. Nel momento in cui vince, viene segnalata la sua opera narrativa, una casa editrice poi lo pubblica. No, Come funziona? il premio si rivolge ai romanzi editi. Ah, quindi sono già Editi romanzi dal editi? 15 aprile al 15. Quindi c'è già una preselezione, Sì, cioè, sì. di qualità, voglio Sì, dire, sì. no? Ma Non magari per cui- sono anche, a volte sono anche case editrici minori che mandano i libri. Naturalmente capita l'outsider, però generalmente io vedo le case editrici maggiori partecipano e per cui... C'è un segnale di interesse, sì, vuol dire che insomma, l'attenzione molto. è alta. Sì, Bene, quindi vedo Premio Letterario Berto 5 giugno. sì, Ricadi, 5 giorni a ecco, Ricadi. 5 giugno. Io sono stato al Salone del Libro a Torino, nello stand della Regione, assieme agli altri premi letterari del Veneto, il Commisso, Settembrini, insomma altri, Sì, ce ne sono di altri premi, sì. prestigiosi. E la Regione del Veneto ci ha dato uno spazio per presentare i premi letterari a Torino. Ringrazio anche la dottoressa De Gregorio della Regione e la Regione Veneto che hanno dato l'opportunità Maria ai Teresa premi, De Gregorio, sì, la salutiamo. ai premi di farsi vedere. L'anno prossimo, con molta probabilità, presenteremo la cinquina del premio Berto al Salone di Torino. Bene, quindi insomma un bel risultato. Un'ulteriore occasione per Mogliano di farsi vedere un po' in giro. Certo, giustamente lei si sta impegnando moltissimo, no? Dopo che ha accettato questo incarico di tenere duro, ha detto, ci diamo da fare su tutti i fronti. Mio malgrado. Suo malgrado, però Mio insomma malgrado quando si è in ballo perché- bisogna ballare, vero Sì, Assessore? no. Quindi adesso ci sta mettendo tutte le sue energie, quindi Ricadi 5 giugno, Premio Letterario Berto, poi si apre, vedo qui, da calendario l'estate moglianese. Sì, Giugno-settembre, tutta una serie di eventi, tra cui ricordiamo per filo e per segno il 24 luglio, un appuntamento ridimensionato per colpa del bilancio, però chiede ancora attenzione, chiede ancora consensi che merita, perché abbiamo visto delle immagini, anche l'omaggio a questa grande figura di Giulio Bosetti che ci ha ricordato Eleonora Fuser, quindi un'occasione davvero per fare promozione culturale vera a 360 gradi in questa splendida Filanda Motta, questa location meravigliosa. sì, Filanda che come sì, vi ascoltavo prima naturalmente, e Nora diceva, reinventata come spazio anche culturale durante l'anno, nel senso che è ricca di studi di architettura, Design, atelier di conosco artisti, anche nomi. sì, studi di design, per cui un luogo molto importante per la città, non solo una reliquia. Certo, anche ecco. polifunzionale appunto, Sì. si presta così. Sì, la famiglia Franco, che è la proprietà, è stata molto attenta in questi anni a mantenerla viva, ma con una dimensione vera ancora. Certo, viva, Abbiamo visto palpitante, le immagini, non fredda, sì, abbiamo visto appunto. le immagini prima della sala congressi, è un luogo incantevole. Ecco, c'è anche l'associazione culturale Filanda Motta, lo ricordo, si può aprire il sito internet www.filandamotta.com, ecco, rivediamo un interno molto suggestivo e luminosissimo della Filanda Motta. Quindi c'è questo sito internet con l'associazione culturale Filanda Motta che appunto rende vivace, no? Sempre molto dinamica questa bellissima location, quindi invito i curiosi e gli appassionati di eventi culturali ad andarsi a collegare al sito della Filanda Motta, come anche al sito di Mogliano, vero che è sempre in Sì, miglioramento. abbiamo il sito del comune che Esatto. funziona ed è in questi mesi ha avuto una grossa visibilità. Negli ultimi mesi abbiamo avuto circa 100.000 visite al sito, per cui è un sito abbastanza ricco, seguito, cliccato. ecco. Fatemi ringraziare nuovamente, prima di passare magari a qualcos'altro, ringrazio ancora Nora che ha voluto accettare di nuovo di occuparsi di questa cosa veramente importante
pur scendendo magari ad una giornata sola, ma è stato veramente, e la ringrazio da parte sua, uno sforzo di concentrare in una giornata un programma veramente Molto fitto, intenso dedicato quest'anno a e Maschera fitto. e Metamorfismi, lo ricordo perché Sì. è molto suggestivo anche il tema. Il tema poi appunto che è caro anche al nostro assessore provinciale Marzio Favaro, ringrazio anche lui, che ha voluto mettere tutta una serie di eventi all'interno appunto del contenitore di Rete Eventi, che è il contenitore, ripeto, che raccoglie tutti gli eventi culturali, arriva in tutte le famiglie, circa 10.000 libertini che raccolgono tutta la programmazione culturale dei 6 mesi, diciamo, estivi e autunnali. È una bella iniziativa che dà la possibilità a tutte le associazioni e gli enti culturali di farsi vedere in tutta la provincia. Quindi davvero c'è la passione, l'impegno e anche lo spirito un po' di sacrificio, di sopportazione di tante persone. Da lei a Eleonora Fuser, però pur di mantenere vivo un evento culturale così importante, insomma, si chiude un occhio da una parte e ci si rimbocca le maniche dall'altra. Sì, anche perché per assurdo è un evento questo, ma come altri, che vede il successo di pubblico, perché l'anno scorso prendere l'aperitivo con la gente mentre attori ti passavano intorno declamando o semplicemente chiacchierando è stata veramente, infatti, per me un bel inizio. Eravamo agli esordi come c'era giunta. già il senso, no, positivo della risposta da parte del Mi ero pubblico. impegnato con Nora proprio di cerchiamo di farcela, andiamo avanti, manteniamo Comunque sono le questa cosa. contraddizioni, mi viene da pensare, no, Assessore, un po' di questa Italia fatta di arte, fatta di cultura e dove dopo magari sono proprio questi emblemi splendidi del nostro paese a subire tagli, a subire così ridimensionamenti. È un vero peccato, questo va detto, è una piccola denuncia, un piccolo messaggio sociale e culturale che lanciamo dal nostro salottino e diciamo andiamo avanti insomma con quello che si può fare, con l'entusiasmo e con Sì, le risorse a disposizione. Vediamo che per filo e per segno ritrovi tutto il suo splendore a livello di tempo, a livello di disponibilità anche economiche e che non ci siano appunto tanti esempi magari così di questi tagli per colpa dei bilanci, insomma. Sì, io devo dire che comunque c'è anche una grande volontà, sì, da parte nostra come amministrazione, mia personale come assessore, ma anche da parte degli uffici comunali con i quali collaboro. In un momento in cui si critica il pubblico, io invece devo dare una parola di elogio per i miei collaboratori che Avete fatto di tutto per salvare questo, stanno certo. compensando anche con il loro lavoro, anche ove non richiesto, sabati, domeniche, per cercare Infatti è di tenere... la vostra passione, il vostro impegno Sì. che decisamente tengono viva comunque questa Domenica giornata. 16 noi abbiamo organizzato la Giornata delle Arti, che sono 2 appuntamenti che facciamo a inizio e a fine stagione, una in maggio ed una il 3 ottobre in occasione del Bibliodei, e sono degli appuntamenti in cui la città si fa vedere nelle i gruppi spontanei, i gruppi musicali che suonano in piazza, Tutto il meglio, insomma, gli artisti, ma artisti diciamo di livello anche cittadino semplicemente, hanno la loro che hanno voglia di farsi vedere. Abbiamo avuto comunque vetrina. i piccoli editori del Veneto in piazza, in concomitanza con il Festival del Libro di Torino. Abbiamo avuto i nostri piccoli editori che sono venuti lì a farsi vedere, dei gruppi musicali che suonavano, le associazioni che facevano vedere il loro lavoro, il loro operato, e anche un mercato diciamo normale, proprio per mescolare la città nella sua vita quotidiana all'arte nella sua valenza quotidiana. Quindi anche questa normalità che ha molto da dire, no? Dal Sì. punto di vista artistico, dal punto di vista di ispirazioni e contaminazioni culturali. Ecco, lei Assessore è in carica da un anno? Circa, sì, Da circa un quasi, anno. quasi un anno. Quindi ha ancora un bel percorso da fare davanti a sé. Speriamo, perché noi politici siamo sempre sul chi vive. Sul chi vive, sul chi va là, insomma, Speriamolo, è un lavoro stimolante, io provengo da tutt'altro e insomma ho voluto questa bicicletta e adesso la porto pedalare. avanti, anche se è C'è una un bel fardello bicicletta, dietro la bicicletta. però Bisogna... la portiamo avanti, l'amministrazione si sta impegnando veramente molto.
ripeto, con quello che abbiamo, ma veramente non voglio neanche piangermi troppo addosso. No, assolutamente, la vedo comunque motivato e contento in ogni caso di essere riuscito a salvare, l'abbiamo detto prima, questo lumicino importantissimo, no, di questo evento per filo e per segno, quindi è già comunque un piccolo successo, si spera di averne uno ancora più grande, insomma, nel futuro, però già ci si Sì. può godere questo 24 luglio, questa bellissima manifestazione, e la risposta del pubblico c'è sempre, quindi sarà un ennesimo consenso, no, in questo giorno di festa per l'arte e per il teatro, in omaggio anche a Giulio Bosetti. Sì, io voglio dire anche se posso che Certo. a fine giugno avremo nel fine settimana, venerdì, sabato e domenica ultimo di giugno, avremo una rassegna di rock progressivo. Beh, che c'è si molta chiamerà- vivacità dal punto di vista musicale a sì, Mogliano. sì, magari forse la musica fa parte anche del mio specifico, per cui ho colto qualche occasione e ho avuto modo di contattare le associazioni, come in questo caso del teatro, che ci hanno aiutato, e in quest'altro caso della musica, e faremo una rassegna di rock progressivo con i Merillion, un vecchio gruppo degli anni '80, e Tony Levin, bassista di Madonna e dei King Crimson prima, cioè gruppo Nomi del rock progressivo importanti a Mogliano. importanti, Carl Palmer degli Emerson, Lake and Palmer. Magari ne riparliamo, Assessore, perché la comunicazione, io credo nella comunicazione, è il segreto un po' Sì, anche del successo noi di questi eventi. in questo devo dire che siamo un po' carenti. Allora, su quel Dobbiamo fronte essere... bisognerà lavorarci, Assessore, glielo consiglio, nel senso che sono anche una addetta ai lavori, ci credo tantissimo, come Leonora crede nel teatro, lei crede nella cultura, io credo moltissimo nella Sì, io comunicazione. sono un po' a scuola di assessore in questo primo Ecco, anno, per allora cui... vedremo di creare magari degli strumenti, intanto lo ospiterò volentieri di nuovo per dare visibilità a questo evento musicale, Sì, se vorrà, insomma, io questo... fino a giugno, fino a fine giugno ci sono, poi anche la trasmissione va in vacanza, però finché posso mi fa piacere dare voce a questi fermenti culturali così dal territorio, quindi Sì. questo è un primo segnale e poi insomma per il resto ne parleremo. Sono sempre in chiusura, quindi sto cercando di dare le ultime informazioni. Voglio ricordare che Mogliano Veneto, sempre nel periodo estivo, vanta anche questa bella manifestazione, il Terraglio tra parchi e ville, vero Assessore? Sì, in Sì e realtà no? no, in realtà... Peccato, mi sembrava Io- era un bellissimo progetto. Sì, è un bellissimo progetto, però purtroppo è un progetto che era molto costoso. E quindi anche quello ha E subito quindi siamo dei riusciti a tagli. mantenere alcune cose ed Ma alcune non tutte. purtroppo abbiamo dovuto Vabbè, le ville a tagliare. Mogliano ci sono, i parchi ci Le sono, ville ci quindi sono, uno i può parchi anche ci sono. andarseli a vedere. Invitiamo comunque a visitare Sì, questo bel territorio. abbiamo dovuto fare delle scelte e abbiamo privilegiato per esempio la Filanda e per filo e per Ha il nostro segno, appoggio su questo, che ovviamente. era l'11ª edizione e andava assolutamente mantenuto. Esatto, Per quello è un il- evento organizzato, un evento che ha dei contenuti artistici importanti con la direzione di Eleonora Fusera. Ripeto, i parchi e le ville a Mogliano ci sono, uno se li può anche, invitiamo i turisti ad andarli a visitare, ma non manchiamo Dico questo con rammarico, 24 ma luglio. alcune scelte effettivamente abbiamo dovuto farle con un quinto del bilancio rispetto a qualche anno fa, veramente a malincuore, ma qualche scelta l'abbiamo dovuta fare. Certo, dicevamo prima il gioco un po' della torre, qualcosa bisogna sacrificare. Beh, Comunque mi io devo faceva dire... piacere dar voce anche un po' allo sfogo di un assessore che si impegna in prima linea nella promozione della Guarda, cultura e deve fare i conti. ti do del tuo, perché io do del Certo. tuo a quasi tutti. Guarda, abbiamo approvato il bilancio a fine aprile. Fino a fine aprile, diciamo, e da giugno dell'anno scorso, il mio assessorato aveva zero. 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 Qualcosa è Per cui riuscito. siamo Qualche riusciti miracolo è comunque a fare riuscito. qualche miracolo nel carnevale, riducendo magari qualche contratto già fatto, aprendo trattative. Veramente è stato Beh, io stato le faccio difficile. comunque, Assessore, l'in bocca al lupo e complimenti anche per il suo impegno. Siamo arrivati Grazie. agli sgoccioli del nostro tempo, però
possiamo trovarci in altre occasioni per parlare sempre di Mogliano Veneto, di eventi culturali. Poi mi farà piacere ospitare di nuovo Eleonora Fuser, perché di cose da raccontare nel mondo del teatro ne ha tantissime. Magari veniamo assieme. Ma tornate anche assieme, dai, facciamo una puntata tanto prima del 24 luglio, di tempo ce n'è, possiamo e dobbiamo ricordare questo evento importante per filo e per segno, come altri eventi che con impegno l'assessorato alla cultura nella sua persona si sta davvero Veniteci a cimentando. trovare con le telecamere, a noi fa piacere. Allora, adesso che finisce la puntata ci mettiamo d'accordo su come valorizzare e comunicare, che è davvero una missione anche per me. Quindi la ringrazio, Assessore, di essere stato con noi, faccio appunto telespettatori. in bocca al lupo per tutto, risaluto Eleonora Fuser, amici. Salutiamo i nostri ospiti, saluto e ringrazio anche voi di essere stati con noi, vi aspetto domani dalle 11 alle 12 nel vostro salottino di Telechiara per incontrare altri ospiti e bere altri caffè insieme. Ciao, grazie, a domani. We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight. Every